Ok, dovremmo esserci adesso. Torniamo in diretta dal Palla Valencia di Vibo. Siamo arrivati sul 20 pari, punto a punto le due squadre. Dateci ovviamente feedback tramite messaggio. In questo momento esce Matteo Bonati, entra al suo posto Giacomo Varamo al servizio. Ad una mano l'alzata ed una schiacciata del numero 9 Fioretti porta in vantaggio la Tonno Callipo. Fioretti al servizio su Lopetrone. Rimuovo Ciccio Pugliatti con una parallela che Aiello non riesce a intercettare. Walter Vaiana al servizio. Pallonetto non ce la fa in discesa, in autocopertura il nostro muro. 22-21. La palla si è insaccata. Elia al servizio. Riceve Giacomo Varamo. Ciccio Bugliatti sbuccia la palla, il numero 9, ma recupera a fondo campo Ribecca. Free ball per la Jolly. Murato intanto l'Orlando Furioso. E passa Maximiliano Lopetrone per il 22 pari. Speriamo di aver sistemato il link. Ciccio Bugliatti al servizio. Oh, di nuovo passa Massimiliano Lopetrone. (22-23) con Ciccio Bugliatti al servizio. Time out Tonno Callipo, è il secondo di questo set. Diteci se siamo in diretta. Ci danno ok? Sì. Aiello. Free ball per la Jolly. Massimiliano Petrone, c'è muro, copertura, alzata di Aiello, doppia. Vai, ci risono anche io. Ci risono. 22-24, primo set point della partita con Francesco Pugliatti al servizio. Fate girare ovviamente il nuovo link della diretta. Fate girare e se la guardate dal Su sito aggiornate. Elia. Out! Out. Out! Si chiude qua il primo set al Palla Valencia. 22-25. Vince. Equilibrata la partita con capovolgimenti di fronte mentre eravamo Sì, scollegati. è stato un bel primo set. Purtroppo abbiamo avuto continue cadute di linea.
sperando che adesso vada tutto liscio. Quindi vince il primo set la formazione di mister Tonino Chirumbolo. Sì, esordio sulla panchina con primo set. Due squadre molto giovani ad affrontarsi, contando che nella Tonno Callipo sono ragazzi 2002, 2003 e 2004 a giocare. Prima dell'inizio della partita ho scambiato ma proprio due chiacchiere con Chirumbolo, che mi diceva che nonostante la sua veterana, il suo passato, era comunque emozionato, perché dice la prima partita è sempre una prima partita, indipendentemente da quante ne hai fatte nella tua vita. E poi Guardalo adesso Renato, guarda come è inginocchiato davanti ai suoi giocatori. Correggere passo per passo. Parla in particolare con i suoi centrali, con Walter. Corregge qualche movimento, qualche gesto atletico. quindi rientrerà Matteo Bonati nel secondo set, perché vedo Giacomo che invece si riscalda con il resto Sì, Giacomo della panchina. era subentrato nello scorso set, nel finale. Certo che prima avevamo, negli anni scorsi avevamo Giacomino, Matteuccio, Adesso sono cresciuti mo tutti quanti. abbiamo Max. Chi è il più piccolo della squadra, Gabriele? Tu che sei? Zangari? E Melara. Ma perché non ti ricordi di Baby Cam? Baby Cam che c'entra, scusa? No, per dire, no, mica crescono solo loro, cresco anche Siete io. cresciuti pure voi, certo. Certo. Qualcuno dei nostri amici di Cinque Fronti si ricorderà sicuramente quando io chiamavo in diretta il mio cameraman Gabriele, Baby Cam a 8 anni, con un gilet del papà che gli arrivava fino alle ginocchia, la cuffia e la radio. Bei tempi. Sarà la Jolly a battere il primo pallone del secondo set con Luca degli Esposti al servizio. Stesso 6 iniziale, quindi Vaiana, Bonati, Pugliatti, Orlando che c'è del posto a Simone Puntorieri, Lopetrone e Luca degli Esposti. Dall'altra parte del campo abbiamo Aiello il libero, Saragò il centrale, Raul Spanolo opposto, Elia l'altro centrale, Fioretti lo schiacciatore, Ribecca palleggiatore e capitano e mi manca qualcuno, Cugliari, numero 10, l'altro schiacciatore. Batte Luca degli Esposti, Raul all'indietro cercata Spanò. Raul Spanò, degli Esposti a coprire e alza Simone Puntorieri, perfetta per Ciccio Pugliatti, l'autocopertura del muro della Callipo. Simone Puntorieri tiene l'attacco Oh, troppo della vicina. Callipo. Forse un fallo di piede di Matteo Bonati, non ravvisato dall'arbitro. Attacco centrale Attacco vincente. centrale in ritardo. Ma è stato Ribecca, se non mi sbaglio, a colpire il pallone, l'alzatore. Ed è Ribecca ad andare al servizio, +1 in entrambe le squadre. Su Matteo Bonati. Oh, Eh sì, troppo lunga. salta Luca degli Esposti, nessuno è andato in copertura. Legge bene il giocatore della Callipo. Eh sì, Non si fa pregare su questo pallone e mette a terra nel campo avversario. di nuovo Servizio Ribecca. Callipo. Stavolta riceve bene la Jolly, chiamato in causa Ciccio Pugliatti. E Con Muro una schiacciata delle sue.
schiaccia nei 3 metri e non ce la fa il libero Aiello ad accovacciarsi. Matteo Bonati al servizio. E stavolta fallo di formazione. Fallo di formazione invece questa volta della Callipo. Nello scorso set, non so se si è visto, si era bloccata. Sì, penso si sia visto. No, c'era, non c'era, andava e veniva. Ora pare sia... C'è stato un bello stop all'inizio per un problema di formazione della Jolly, che alla fine non c'era. Matteo Bonati al servizio, jump float per lui. Raul Spanò che attacca ma finisce sul nastro, non era un pallone preciso e quindi 2-3. Ancora Matteo Bonati quindi al servizio per la Jolly. Su Fioretti e Raul ci riprova, questa volta Murato. Monster block della Jolly con Vaiana e Ciccio Pugliatti. Poteva fare qualcosa in più Raul Spanò, ha scelto di forzare l'attacco, non una buona decisione. Ancora Matteo Bonati su Aiello. Fioretti ha schiacciato benissimo, tiene la Jolly, è costretto al bugger. Poi Massimiliano Lopetrone, cercato ancora Fioretti, pallonetto, ci arriva Simone Puntorieri, Lopetrone a schiacciare, muro, la copertura di Ciccio Pugliatti, Walter Vaiana, poi Massimiliano Lopetrone, un po' in confusione la Jolly, ancora Fioretti che stavolta era piazzato benissimo, tocca le mani di Massimiliano Lopetrone, confusione che poi finisce out. Azione confusa della Jolly, sì, con palle vaganti. Vado io, vai tu, chi ci va? Non ci va nessuno, allora vado io. Sono stati recuperi in extremis. Fioretti al servizio intanto la squadra. Su Lopetrone che riceve sempre bene. Bravo! Bello bello questo primo tempo, molto veloce della Jolly. Veloce. Ed è proprio Walter Vaiana ad andare al servizio. Teso il suo pallone su Aiello. Primo tempo. Bella costruzione della Callipo. Bravo Ribecca a sistemare questo pallone che era quasi destinato al campo della Jolly. E il muro è dovuto andare a murare ovviamente l'alzatore e in discesa poi non ha potuto fare nulla sull'attacco del centrale. Matteo Bonati degli esposti, cerca e trova Petrone, ma questa volta è out, non c'è tocco. No. C'è? Secondo l'arbitro sì. Secondo l'arbitro sì. Secondo me no. Secondo me neanche, perché comunque non si è sentito neanche. L'ho visto passare alto, ma era lì l'arbitro. C'è un replay, non si vede. Ciccio Pugliatti al servizio, pallone flottante per lui. Aiello. Su Aiello, sì. Raul Spanò, Murato. Ha colpito poi con la faccia il pallone. E Aiello no. Sì, l'Aiello non è riuscito in tuffo a riprenderla. 4-7. Sempre Francesco Pugliatti al servizio. Spin questa volta. Buona. Sul numero 9. È out il muro. Sulla forte schiacciata di... Chi era? Cugliari forse. Il numero 10? Sì, Cugliari. 5-7 il punteggio al servizio. L'ex della partita, Raul Spanò. Flottante sull'Opetrone che riceve benissimo. Peppe Orlando cerca un pallonetto. No, palla facilmente spinta. leggibile, sì, facilmente leggibile dal muro avversario. Non è riuscito era in anticipo.
Ho la palla in ritardo, vedetela come voi. Raul Spanò al servizio. Bene, Lopetrone, tocco del muro, copertura a fondo campo, in campo, in campo. È in. Sì, all'incrocio delle righe. E quindi torna in parità la Tonno Callipo, la squadra B della Tonno Callipo, la giovanile. Ancora Spanò al servizio, riceve stavolta non benissimo Massimiliano Lopetrone, la schiacciata di Ciccio Pugliatti che finisce sulla rete. Non era un pallone preciso per lui e non riesce a coordinarsi bene l'opposto della Jolly. Passa in vantaggio quindi la Tonno Callipo. Serie positiva, 4 punti consecutivi. Sì, è preso di mira Lopetrone. Ciccio Pugliatti, c'era la copertura a fondo di Fioretti, ma Fioretti o stavolta Cugliari, numero 9. 9 Fioretti che ricordiamo si allena con i giocatori della Superlega, con la squadra dei grandi del Tonno Callipo. 8 pari, Lopetrone al servizio. Vediamo se forza, pare di sì. Sì, spin per lui, ottima su Bene, Aiello. Aiello. Bella Buona questa anche dalla porta schiacciata. opposta. Free ball, vediamo come la sfrutta la Tonno Callipo. Ancora da posto 4, pallone recuperato, stavano per esultare i giocatori della Tonno Callipo. Pallonetto, c'è la copertura di Ciccio Pugliatti, Luca degli Esposti, Matteo Bonati a schiacciare la parata di Raul Spanò che poi finisce out ovviamente. Proteste della Tonno Callipo che avevano visto il pallone in campo sul tocco di, se non mi sbaglio, Puntorieri. In campo? Che significa? Sì, avevano visto una palla in, infatti stavano andando ad esultare. Sì, sul tocco quando sì. Spin. Ancora Lopetrone. Riceve come sempre Aiello. Raul Spanò tira out. E adesso in serie positiva la Jolly che si porta avanti di 2. 8-10. Aveva invertito. Servizio. Spin ancora, sempre lì su Aiello. Copre. C'è invasione. Puntorieri. E ancora un fallo a muro della Jolly. Peppe Orlando e Luca degli Esposti. Chi l'ha toccata dei due non lo so. 9-10. Cugliari al servizio. Corta su Matteo Bonati. Ciccio Pugliatti cercato e trovato. Diagonale buona. Non riesce a tenere in gioco Raul Spanò. E di nuovo più 2 della Jolly, che adesso va al servizio con l'Orlando Furioso e ovviamente salutiamo tutti i suoi parenti che ci seguono sempre, la zia. Saluti. E i genitori. Di nuovo bloccata. Andiamo a scatti di nuovo. È sempre... Inizia ad andare a scatti sempre quando arriviamo sui 10 punti. Bloccato sull'11-10. Dai, vediamo se ci siamo. Siamo 11-13. La schiacciata vincente da posto 2 del Tonno Callipo. Che accorcia le distanze, 12-13. Adesso al servizio. Riceve per la Jolly Massimiliano Lopetrone, l'attacco centrale di Walter Vaiana. Gestisce la Tonno Callipo. Muro che tocca
ma non c'è nessuno in copertura. La schiacciata di Cugliari messa a segno e pareggia nuovamente la Tonno Callipo. Servizio Tonno Callipo, out di pochissimo. Bravo Lopetrone a lasciar sfilare questo pallone. La battuta di Fioretti che è finita out e ha permesso il vantaggio alla Jolly Cinquefrondi. 13-14. Walter Vaiana pronto al servizio. Riceve Fioretti, Raul Spanò a scavalcare il muro avversario. Ha visto una un bella buco. mossa. Ha visto un buco enorme nella difesa della Jolly, tutti arretrati, e con un pallonetto supera il nostro muro. Ed è di nuovo parità tra le due squadre. Riceve non bene Matteo Bonati al bugger Ciccio Pugliatti. Massimiliano Lopetrone. Guarda qui che cosa fa. Bravo a sfruttare le mani del muro avversario. Sì, non poteva fare altro, ha visto la palla che gli arrivava troppo vicino alla rete, ha dovuto rincorrerla. Non potendo schiacciare ha sfruttato il money out con l'esterno del muro. Francesco Pugliatti al servizio. Stavolta non forza e torna alla jump float. Murato qui Cugliari. Ancora Cugliari. C'è Simone Puntorieri. Massimiliano Di Lopetrone nuovo. ancora una volta. Colpo uguale al precedente. Questa volta palla che cade anche sulla riga. Sì. E torna in break la Jolly Cinquefrondi. Stiamo vedendo una bella partita. Ancora Ciccio Pugliatti al servizio. Su Raul Spanò, primo tempo. Degli esposti. Ha tentato. Murato Cugliari. No, Fioretti. Raul Spanò, Sì. muro money out. Questa volta risponde a Lopetrone. Era Cugliari, Sfruttando Cugliari. le sue mani per questo money out. È stato bravo Ribecca a distribuire un pallone prima da una parte e poi dall'altra. Raul al servizio. Lopetrone riceve questo pallone molto teso e schiaccia anche la copertura a fondo campo della Tonno Callipo. La bella schiacciata di Cugliari che sulla viene riga. murato. Monster block della Jolly. E torna in break la formazione di coach Chirumbolo. Massimiliano Lopetrone al servizio con la sua jump spin. No, stavolta non la forza, jump float. Cugliari tocca il muro degli esposti. Arrabbiatissimo Tonino Chirumbolo con i suoi ragazzi. Sì, piantato a terra Francesco Pugliatti. Non reagisce. Torna a -1 la Tonno Callipo. Con Cugliari al servizio. Matteo Bonati. Mamma. Però muro. Degli esposti, sì. È out. Out. Poi l'attacco di Ribecca. E torna a +2 la Jolly Cinquefrondi. 16-18. Pronti a un cambio in casa Tonno Callipo. È chiamato un altro ex. Domenico Laurendi, chiamato in panchina nella Tonno Callipo. Chissà se entrerà. Peppe Orlando, tesissima questa battuta. Finisce sulla rete. Eccolo. Ed ecco il cambio. Esce Ribecca ed entra Laurendi. Abbiamo visto spesso, no? Laurendi entrare soprattutto per alzare il muro al posto dell'alzatore. Servizio su Lopetrone, salta ancora degli esposti.
tocca la rete Walter Vaiana dopo il colpo in bugger per recuperare il pallone e pareggia di nuovo la Tonno Callipo. Servizio della Tonno Callipo con Saragò che tira out. malissimo. Completamente out questo servizio, permette alla Jolly di tornare in vantaggio. La parata degli esposti a proteggere la Jolly. Bonati costretto al bugger. Laurendi alza verso Fioretti, alzata di Simone Puntorieri. Ciccio Pugliatti, autocopertura del muro. Fioretti, murato ancora, c'è un'altra autocopertura e free ball. Vediamo come la gestisce la Jolly. Puntorieri degli esposti all'indietro per Ciccio Pugliatti, out. Ciccio Pugliatti out. Angola troppo. Sì. Questi recuperi a destra e a sinistra del campo. Bravi i Tonnetti a recuperare questi palloni. Molto belle le autocoperture. Domenico Laurendi al servizio. Su Matteo Bonati, riceve male. Ciccio Pugliatti. Oratola, bravissimo. Massimiliano Lopetrone a tuffarsi, molto reattivo. Laurendi all'indietro per Raul Spanò, ancora Massimiliano Lopetrone e recupera Simone Puntorieri, costretto al bugger. Poi Matteo Bonati, Laurendi ad una mano, tacco centrale così così e il recupero della Jolly che poi attacca con Ciccio Pugliatti e chiude questo lungo scambio tra le due squadre. Sì, hanno avuto a disposizione tante palle la Tonno Callipo. 19-20, cambio al servizio per la Jolly Cinquefrondi. Esce Matteo Bonati. Metà come prima, come al primo set. Sì. Entra Giacomo Varamo. Giacomino, ex Giacomino. Eccolo inquadrato. Riceve Fioretti, cercato anche per la schiacciata, completamente out. L'attacco di Fioretti e permette alla Jolly di allungare il vantaggio. Ed è time out chiesto dalla coach Agricola. Siamo in diretta dal Pala Valencia di Vibo. Pare che la posizione abbiamo incollato il cellulare con lo scotch attaccato una posizione dove prende. Pare che sia non cantiamo ancora... vittoria. Ricordiamo che la Serie A Renato sta giocando al gioca al Pala Maiata, sempre di Vibo. Non gioca più qui al Pala Valencia. Al Pala Valencia si allena. Squadre di nuovo in campo qui al Pala Valencia di Vibo. Giacomo Varamo al servizio. Riceve Fioretti, preso di mira. Raul Spanò, mani out. E si riporta a -1. La formazione di casa. 20-21. Fioretti al servizio su Massimiliano Lopetrone. Degli esposti cerca proprio Max. Autocopertura di Max. Ciccio Pugliatti, bravo a posizionare questo pallone lì dove non c'era nessuno. Sì. Non forzando l'attacco, ma mettendoci precisione. E riporta la Jolly a +2. Walter Vaiana al servizio. Il silenzio del Pala Valencia. Raul Spanò.
degli Esposti, attacco centrale di Peppe Orlando, al centro Laurendi all'indietro per Raul Spanò, asse ex Jolly. Ciccio Mani Pugliatti, out. ancora lui a mettere a segno il punto per la Jolly 5 Frondi. Mani out e secondo 20 time a out. 23. 20 a 23. Sì. E time out chiesto ancora da Coach Agricola. 2 su 2, quindi per la Tonno Callipo. Jolly che ancora non ha chiesto time out. Sono quasi le 18 e tra poco dovrebbe iniziare un'altra partita di questo girone. Tra poco le vediamo sì. a fine set chi gioca, Sì, ora che sono rientrate in campo le squadre. facciamo il punto sul campionato. Sì. Walter Vaiana riprende il pallone ed è pronto al servizio. Servizio di Walter Vaiana. Tesissimo. Fioretti. In bugger Laurendi, costretto al palleggio Cugliari. Orlando degli Esposti ad una mano all'indietro per Ciccio Pugliatti. Laurendi e recupera la Tonno Callipo. Bugger che però spreca finisce tutto. out. Spreca tutto il numero 8 Elia, che manda a fondo campo per questo primo set point. Pesa questo errore di Elia. 4 a disposizione della Jolly per portare il secondo set a casa e il secondo punto del campionato. Fischia l'arbitro. Walter Vaiana si gira ed è pronto alla battuta. Ha forzato un po' di più il servizio. Il primo set point. Ha cercato un pallone molto più veloce. Cambio, entra il numero 5 al servizio. Ho perso il foglio del numero Esce 5. Elia, il numero 8 ed Guarascio. il numero 5, sì. Guarascio. Schiacciatore. Per mettere in difficoltà la ricezione della Jolly. Vediamo, tesa. Eccolo, molto tesa da ace di Guarascio. Buona la mossa di Coach Agricola. Infatti non era attento Giacomo Paramo. Gli cade davanti ai piedi. Altro set point annullato, quindi 22-24. E chiama time out. Time out questa volta Jolly. Primo time out di mister Chirumbolo qui al Palla Valencia. E lo ricordiamo, mister Chirumbolo che sta sfidando il suo passato, dove ha scritto la storia, vincendo uno scudetto under 14 con i suoi giovani. Chirumbolo che stava guidando il settore giovanile della femminile del Cosenza, che per via della pandemia è stato sospeso l'anno scorso e quest'anno. Infatti ha detto è da più di un anno, adesso sono un po' arrugginito, sì, che non sono in panchina. Squadre di nuovo in campo. Accorciata la ricezione. Guarascio. Questa volta riceve Ciccio Pugliatti ed è out. 23-24. Chiamato in causa Matteo Bonati. Esce Giacomo Paramo ed entra ritorna Matteo Bonati. Altro set point quindi annullato dalla Tonno Callipo. Si riporta a -1. Guarascio ancora al servizio che sta mettendo in difficoltà la Jolly. Eccolo, molto teso. Legge bene Puntorieri. Massimiliano Lopetrone tocca il muro e Guarascio in copertura. Laurendi. Tocco del muro. Recupera degli Esposti. In bugger Simone Puntorieri per Ciccio Pugliatti. È out di nuovo. È out. Non c'è il tocco del muro. È out. Vai. E recupera la Tonno Callipo. 24 pari. Si arriverà a 26. Chiama time out coach Chirumbolo. I 2 time out chiamati prima da mister Agricola hanno fatto benissimo alla sua squadra. Sprecati 4 set point. Sì.
Ed è con attacchi imprecisi. molto difficile recuperare 4 set point. Vediamo come reagirà la formazione di Mister Chirumbolo. (24 pari), si arriverà a 26. Guarascio al servizio per la Tonno Callipo, che ha messo in difficoltà la ricezione della Jolly Cinquefrondi. Eccolo inquadrato. Riceve Massimiliano Lopetrone degli esposti all'indietro per Ciccio Pugliatti. Stavolta E è questa buono volta il suo passa attacco. l'attacco di Ciccio Pugliatti. C'era Fioretti a fondo campo. 25-24. C'era Buona Fioretti. la ricezione di Max Lopetrone. Sì. Quando riceve lui la costruzione della Jolly Funziona. sì, funziona e ha effetto il nostro attacco. Ciccio Pugliatti. Su Aiello. Muro della Jolly, c'è la copertura a Laurendi. Sistema un bel pallone. Muro ancora della Jolly, bravo Aiello. In tuffo a recuperare. Pallone spinto. Degli esposti Lopetrone. dall'altra parte per Lopetrone. Ed è in campo. E la chiude così la Jolly Cinquefrondi in questo secondo 24-26. set. Secondo punto di campionato. Una Jolly che sta esprimendo comunque un gioco migliore rispetto alle prime partite di campionato. Sono decisamente più concentrati i ragazzi. (24-26) questo secondo set. Adesso il cambio campo che viene effettuato. Quindi ricordiamo il parziale del primo set: 22-25, secondo set 24-26. Allora, vediamo un pochino cosa succede sugli altri campi. Sì. La Allora, settima alle 18, giornata, questa giornata a Letojanni, la Savan Costruzioni ospita la Lube. Inizio alle 18, quindi deve essere appena iniziato, i primi 5 minuti. L'altra partita si giocherà domani. La Raffaele Lamezia ospita il Costa Dolci Papiro. E poi la Tonno Callipo ovviamente che sta affrontando la Jolly Cinquefrondi. Cambia regia, stiamo aspettando. Vediamo al scorsa presidente giornata. di chiamare Gabriele perché il mio telefono è impegnato. Eccolo. Abbiamo i risultati della scorsa giornata. La Jolly Cinquefrondi che in casa ha perso 3-1 contro Raffaele Lamezia, l'abbiamo vista in diretta. La Costa Dolci Papiro che ha perso per 3-0 contro le Toianni in casa. E la Rumilube MCA Energy Catania perso per 1-3 contro la Tonno Callipo, che oggi sta affrontando la Jolly. Quindi hanno vinto solamente le squadre in trasferta. Vediamo invece la prossima giornata. Eccola. La Rumilube Catania affronterà Raffaele Lamezia in casa. Poi la Tonno Callipo contro le Toianni e la Costa Dolci Papiro contro la Jolly Cinquefrondi sabato prossimo, che seguiremo ovviamente in diretta. Vediamo la classifica. Abbiamo la Raffaele Lamezia prima a 17 punti, un punto in più rispetto alle Toianni, ottenuto ovviamente nello scontro diretto proprio contro le Toianni, che ha vinto per 3-2 fuori casa. Poi abbiamo terza la Costa Dolci Papiro Catania, quarta la Tonno Callipo a 7 punti, quinta la Rumilube a 5, 6, 5, ok, non vedevo da qua su, e poi la Jolly Cinquefrondi ultima con un solo punto, che oggi possiamo dire che si aggiudica un altro punto. Nell'altro girone abbiamo la Gupe Catania a 18 punti, la Saber Palermo a 12,
la Gruppo Sport Gabbiano Ragusa a 11, Volley Catania a 6, la MAM Provenzano Palermo a 6 e Aquila Bronte Catania a 1. Rientrano in campo le due squadre, non ci sono cambi rispetto a primo e secondo set. Sarago al servizio, il centrale. Su Lopetrone. Degli Esposti, bravo a metterci una pezza. Sì. Su questa ricezione non perfetta di Lopetrone, che era più nel campo degli avversari. Sì, un pochino lunga, era sulla posizione giusta per il nostro alzatore, però un pochino lunga, ma con la punta delle dita. Proprio degli Esposti ad andare al servizio. Teso. Su Cugliari, tacco centrale Simone Puntorieri, degli Esposti in bugger per Tocco Matteo del Bonati. muro, ma c'è copertura a fondo campo di Aiello. Raul Spanò dalla parte opposta, si tuffa il nostro alzatore. Ciccio Pugliatti, Raul in difesa. Laurendi. Out. Punto della Jolly, non Sì. palla out. Tentato una palla spinta sul braccio esterno, Ecco, ma non ha colpito il braccio. mi sono dimenticato, è l'unico cambio è nella Tondo Callipo. Cioè? Laurendi al posto dell'alzatore Ribecca. Sì, ma nello scorso set aveva giocato Ribecca. Si ferma sul nastro questa palla tesa di degli Esposti. Primo punto per la Tondo Callipo, parte in +1 con Laurendi al servizio. Con il suo semicerchio in battuta, molto tesa, degli Esposti per Ciccio Pugliatti. È la sua palla e ne approfitta. Mette a segno il terzo punto per la sua squadra. Matteo Bonati al servizio per la Jolly. È nato proprio qua al Palla Valencia. Matteo Bonati qualche stagione fa ha fatto una grandissima partita. Pallonetto del muro dello schiacciatore della Callipo. Fioretti, Murato, c'è la copertura. Ancora Fioretti, costretto alla free ball. Simone Puntorieri. Degli Esposti per Massimiliano Lopetrone. Sì, un pochino arretrata la palla. Raul Spanò, out. Anche per lui un pallone un po' arretrato. Sì, ha dovuto aggiustarla. 1-4. Ne è potuto andare con la rotazione del braccio, con la potenza solita. Matteo Bonati. Fioretti schiaccia forte, ma il pallone finisce out. 1-5. Terzo primo piano consecutivo per Matteo Bonati. Ancora il servizio per la Jolly. Flottante. Aiello. Cambia zona e mani out di Raul Spanò. Cambia lato. Insiste con questa giocata la Tonno Callipo. Stavolta Raul Spanò mette a segno. Sì, Laurendi passa al compagno di tante partite con la Jolly. Fioretti al servizio su Simone Puntorieri. Luca degli Esposti per il suo centrale. La copertura proprio di Fioretti a fondo campo. Raul Spanò. Si insacca. A tutto braccio Raul. Un muro che era un po' distaccato dalla rete. Vaiana era molto distante dalla rete perché ha paura di toccarla. Sì. E Fioretti al servizio. 3-5 break della Tonno Callipo. Ancora Fioretti. Si coordina male il giovane della Tonno Callipo. Walter Vaiana al servizio. Pronto il centrale della Jolly, jump float, tesa. Viene recuperata Laurendi all'indietro. Raul cerca un pallonetto ma non passa. Voleva beffare gli avversari con questo tocco. Sì, sarebbe... È andato troppo leggero sul pallone però. Era giusta l'idea. Sì.
centimetro più alta e sarebbe passata, è caduta vicino alla rete. 3-7, ancora Walter Vaiana al servizio per la Jolly. Ancora tesa ed è ace per Walter Vaiana che si aiuta con il Col nastro della rete. si tuffa Fioretti, questa volta però non raggiunge la palla e time out di mister Agricola. Sì. Eccola inquadrata. La Tonno Callipo, i tonnetti, come li abbiamo chiamati e come li chiamano anche sui social della Tonno Callipo. Renato Tonno Callipo dei Grandi, la Superlega che dovrà disputare delle gare importanti. Adesso ci sono i playoff scudetto. Era da tanti e tanti anni che la squadra, E salutiamo Antonio Mariano. sì, che la squadra non raggiungeva un risultato così importante in classifica. Walter Vaiana al servizio, che è seduto qui. Difende la Jolly 5 frondi, poi Ciccio Pugliatti in bugger. Raul Spanò è sulla linea questo attacco, l'abbiamo visto. Sì, probabilmente sì, vediamo se c'è il replay. Annalisa. Sì, ci conferma la regia. Sì, sulla riga? Sì, Sulla riga. avevo visto bene, da qua su abbiamo la fortuna di vedere bene. 4-8, pallone molto corto, errore di Elia. Molto frettoloso. Attentato, sì, una palla molto corta. Voleva fare un po' l'effetto sorpresa. 4-9, di nuovo più 5 della Jolly. Sembra non esserci più in campo la Tonno Callipo. Ciccio Pugliatti, pallone teso. Laurendi, Cugliari, Murato, c'è la copertura. Ancora Raul Spanò, pallonetto, ci arriva Simone Puntorieri degli Esposti, poi con un braccio e Matteo Bonati in bugger a rimandare di là. Laurendi, attacco centrale, fortissimo, la parata di Ciccio Pugliatti che poi però il pallone finisce fuori dall'altra parte del campo. Forte questa schiacciata del centrale. Abbiamo visto comunque un ottimo Saragò. recupero di Simone Puntorieri, Renato. In 5-9. Raul Spanò al servizio su Lo Petrone. Tacco e centrale. ci mette subito. E ogni tanto Risponde il nostro centrale. sì, ogni tanto torna a fare l'Orlando furioso il nostro Peppe. Bella rotazione. 5-10, torna a più 5 la Jolly di mister Chirumbolo. Massimiliano Lopetrone con la sua spin. Oh, Pallone passata, recuperato è degli passata. Esposti. Simone Puntorieri ad alzare. Tocco. C'è però una doppia, chiama l'arbitro. Io sinceramente avevo visto pure un tocco della rete di Matteo Bonati al momento della schiacciata. Chiama formazione il capitano Luca degli Esposti. Capitano ovviamente in assenza di Giacomo Varamo. Simone Puntorieri a ricevere, pallone all'indietro per Ciccio Pugliatti. Monster block. Composto dal numero 9 Fioretti e dal numero 6 Saragò. Troppo lenta questa schiacciata. Il muro ha avuto tutto il tempo di posizionarsi al meglio. Si ferma sul nastro la battuta di Cugliari. Peppe Orlando pronto al servizio per la Jolly. Tesa su Aiello. Raul Spanò. Bello. Non ci arriva Ciccio Pugliatti. Semplice questo attacco di Raul Spanò, non forza la giocata, colpisce quanto basta il pallone
E zona trova di lo spiraglio conflitto. giusto. Sì. Sì. Sarà gol, servizio. Oh, Out. sì, ha avuto un'indecisione nella battuta, Gabriele. Sì. Degli esposti pronto al servizio. Quindi +1, Jolly. La ricezione della Tonno Callipo, la Muro, schiacciata di Fioretti. Fioretti, monster block della Jolly 5 Frondi con Walter Vaiana. Tredicesimo punto della Jolly 5 Frondi, ancora al servizio con Luca degli Esposti. Sempre su Fioretti. Questa Stavolta volta Raul sì. Spanò, Out. non è... Sì, c'è un tocco. C'è tocco. Aveva colpito male Raul Spanò, però tocca il muro della Jolly. Stiamo concentrati, dice Tonino Chirumbolo. Dominic Laurendi al servizio. Molto tesa e Matteo Bonatti non riesce, però ce Ciccio la fa. Pugliatti ci è arrivato. Mamma, no, Ciccio Pugliatti era il nostro... Lopetrone? Chi era? No. sulla ricostruzione era il nostro alzatore. Degli Esposti. Sì, dagli esposti che si è tuffato in maniera... Wow. Niente da 10-13. fare. 10-13. Attenzione alla Tonno Callipo. Tesa questa battuta di... No. Time out. Infatti chiama time out coach Chirumbolo. Quanti punti consecutivi, Renato, della Tonno Callipo? 3, eh? Sì. 2. 9 e 13. Ah. 9 e 10, scusa. 9 13, 10 13. Sì, ma stava cominciando a riprendere ritmo la formazione di Mister Agricola. E ne ha approfittato coach Tonino Chirumbolo per chiedere time out. Squadre che tornano in campo sul 10-13 al servizio. La Tonno Callipo con l'ex della partita, Domenico Laurendi. Con la sua mezzaluna al servizio. Su puntorieri Ciccio Pugliatti, mani del muro, difesa di Laurendi. Ciccio Pugliatti ci riprova, mani out. Yes. Ha visto che il muro era ben piazzato, C'è un ne ha cambio, approfittato. esce Matteo Bonatti, entra Giacomo Varamo Giacomino. al servizio. Cambio che abbiamo visto anche nel primo e nel secondo set. Si aiuta con il nastro, ma pronti i riflessi del Tonno Callipo, che poi schiaccia anche bene. Sì, centrale del Tonno Callipo. Aveva toccato Simone Puntorieri, il pallone che poi è schizzato via. 11-14. Fioretti al servizio. Jump float. Simone Puntorieri, degli esposti, inginocchiandosi, alza questo pallone. Pallone che torna nel campo della Jolly. Murato Lopetrone, ma mani out. Mani out, a tutto braccio. Eh sì, è andato a tutto braccio Col giustamente, martello. con questo pallone alzato dall'altra parte del campo della Tonno Callipo. Ne ha approfittato benissimo Massimiliano Lopetrone. Vaiana al servizio. Su Fioretti, su Cugliari. Raul Cerca il Spanò pallonetto. recupera Giacomo Varamo. Bellissimo questo recupero. È in campo. È in campo. Sì, stavano gridando out, Sì. ma appena vedono che il pallone è in, si mangia le mani mister Chirumbolo. È lì al servizio.
Giacomo Varamo a ricevere, attacco centrale di Peppe Orlando che Mamma poi mia. tenta un'autocopertura, ma il pallone che finisce out. Era impredibile per i suoi compagni e si riporta a -2 a Tonno Callipo. 3 punti consecutivi della... No, 2 punti consecutivi finora. Giacomo Varamo ancora a ricevere, sistema con una mano questo pallone degli esposti. Gestisce non benissimo la Tonno Callipo. E free ball Jolly. All'indietro degli esposti per Ciccio Pugliatti, pallone Palla spinto. spinta con un buco del campo della Tonno Callipo. È andato solo a muro Cugliari. Non ha forzato Ciccio Pugliatti. Ha visto la diagonale libera. È proprio Ciccio Pugliatti ad andare al servizio per la Jolly. Flottante Cugliari, Murato, mani out. Mani out. Riceve singolare di Cugliari, riceve, attacca. Al servizio per la Callipo Raul Spanò, l'altro ex della partita. Riceve Giacomo Varamo, chiamato in causa Max Lopetrone, Lopetrone, pallone out. Chiedono un tocco i giocatori della Jolly Cinquefrondi. Io sinceramente non l'ho Non visto, l'ho non ho ravvisato. sentito neanche, perché Renato, ricordiamo giustamente, non ci sono tifosi e quindi qualche tocchetto in più si può sentire. FC fa sotto la Tonno Callipo. Punto a punto, Perfetto. punticino a punticino. Ci riprova questa volta Stavolta Lopetrone. a segno. Stavolta a segno Lopetrone. Perfetta la ricezione di Giacomo Varamo. Si riporta avanti di 2 la Jolly. 15-17 qui al Pallavalencia di Vibo. Proprio Massimiliano Lopetrone ad andare al servizio. Vediamo. Spin per lui, sì. Non si sposta in tempo. Prende la spalla di Aiello. Sembrava comunque la palla che è destinata in campo. Sì. Perché nel prolungamento è caduta comunque Sì, in campo. 15-18. Ancora Spin. Massimiliano Lopetrone, ancora spin per lui. Sempre E stavolta Lima è è out. out. E si riporta a -2 la Tonno Callipo di Coach Agricola. Servizio sempre su Giacomo Varamo che continua a ricevere bene. Ciccio Pugliatti, nastro. Pallone un po' basso per lui. E non riesce a spingere quanto basta. -1 della Tonno Callipo. Cugliari al servizio. Ancora Giacomo Varamo che riceve bene e viene proposto anche per l'attacco. Messo a segno. Tocca il muro dell'avversario. E torna in break la Jolly. Le indicazioni di mister Chirumbolo verso il suo alzatore. Peppe Orlando Orlando al furioso. servizio. Chiama a formazione il capitano Giacomo Varamo. Sì, sempre meglio controllare quando i centrali vanno al servizio, dato C'è un l'episodio cambio. del primo set. C'è un cambio. Sì, cambio. Esce Esce. Peppe Orlando al servizio ed entra Fabio Remo. Quindi anche spazio per Fabiolino Remo, che sostituisce il centrale. Pallone flottante. Messa in difficoltà la Tonno Callipo. Free ball, vediamo come la sfrutta la Jolly. Giacomo Varamo, forte la sua schiacciata. Tiene in gioco la Tonno Callipo. Raul Spanò, era un pallone troppo arretrato, troppo sulla linea dei tre per lui. E 17-20. Chiama timeout mister Agricola. Secondo time out per la Tonno Callipo.
2 chiamati da Mister Agricola, 1 chiamato da Mister Chirumbolo. E intanto vi ricordo di passare dalle nostre pagine social, Instagram e Facebook, Edicola di Pinuccio. Iscrivetevi al nostro canale YouTube e attivate anche la campanellina, così vi arrivano tutte le notifiche dei video, sia quando andiamo in diretta sia quando ne pubblichiamo di nuovi, e il nostro sito www.edicoladipinuccio.it. (17:20) squadre di nuovo in campo qui al Pallavalencia di Vibo, pronta la Jolly al servizio. Aspetta. Con Fabio Remo. Pallone corto su Fioretti, riceve bene, attacco centrale, out di Sarago e allunga la Jolly. 17:21. Buono il servizio di Fabio Remo con questa jump float molto lenta. Eccola, stavolta più spinta, ma fa buona guardia Aiello. Poi la schiacciata di Fioretti, tocca il muro della Jolly, ma pallone che si insacca. Non riescono in autocopertura a tirarla su. E si va sul 18:21. Al servizio Sarago su Giacomo Varamo, che continua a ricevere benissimo. Pallonetto di Varamo e recupero di Raul Spanò, che poi ritocca il pallone ed è doppia. Forse ci poteva arrivare qualche altro suo compagno. Forse ha toccato terra, altrimenti non l'avrebbe toccato. Il recupero, e poi era convinto che non ci arrivasse nessuno. No, forse ha toccato pure terra. Boh. 18:22. Luca Degli Esposti al servizio. Aiello a ricevere. Laurendi verso Fioretti. Simone Puntorieri ci mette una pezza. Ciccio Pugliatti. Laurendi ancora verso Fioretti. Tocca il muro della Jolly. Autocopertura di Vaiana. Degli Esposti per Giacomo Varamo. Murato. C'è la copertura di Walter Vaiana. In bugger Degli Esposti per Ciccio Pugliatti. Va sul sicuro. Ancora Fioretti chiamato in causa. Ci mette una mano Walter Vaiana in discesa. Ancora Fioretti. C'è Simone Puntorieri in bugger, Lopetrone dietro per Giacomo Varamo, che schiaccia pure questo pallone. Laurendi continua ad insistere con Fioretti. Murato ancora una volta. Free ball della Jolly. Giacomo Varamo, Degli Esposti all'indietro per Ciccio Pugliatti. Ancora un altro recupero. Stavolta Raul Spanò. C'è la Jolly con Simone Puntorieri in bugger per Ciccio Pugliatti. Tocca il muro. Lungo scambio tra le due squadre. Fioretti. Ancora si gioca. Ciccio Pugliatti spinge questo pallone. Domenico Laurendi stavolta cambia e va da Raul Spanò. C'è Degli Esposti in bugger Simone Puntorieri. Varamo a chiudere. Un lungo scambio. E c'era anche fallo del muro della Tonno Callipo che tocca la rete. Il pallone comunque si era insaccato. Lungo bellissimo scambio. Questo punto, Renato. Sì. Sono i punti che ti caricano di più anche. Che stancano di più, guarda. Sì, soprattutto degli Esposti. 18:23, quindi chiama formazione capitano Varamo, anche per far respirare un po' i suoi compagni. Luca Degli Esposti al servizio. Mister Tonino Chirumbolo fa segno di dove battere. Aiello. Fioretti, Murato. Oh, a mani out però. Devo riprendere anche io fiato per l'azione di prima. Anche perché qui su fa tanto caldo. Laurendi alla al tribuna. Servizio, sì. Pallone Molto tesa su Varamo. Ciccio Pugliatti. Forte. Tiene Aiello. E poi Aiello dover mandare di là il pallone. Puntorieri. Degli Esposti all'indietro per Giacomo Varamo. Caricato dalla precedente azione. Bravo. Porta al set point, al match point. Set point e match point per la Jolly. Sta giocando in maniera perfetta. 19-24, 5 a disposizione della Jolly. Sta giocando in maniera perfetta Giacomo, che adesso è al servizio. Quindi non aggiungo nient'altro, se no. Eccolo. Riceve Fioretti.
Laurendi proprio lì dietro per Fioretti, ci arriva Simone Puntorieri. Ciccio Pugliatti con un pallone spinto, Laurendi per Spanò, Murato, autocopertura di Spanò, ancora chiamato in causa. Bravo. Fioretti, tocca il muro della Jolly, non c'è Bravo nessuno a Laurendi, coprire lì. hai visto, ha cambiato in retromarcia. Sì. Però sta giocando solo con Fioretti, Laurendi. Ma ha distribuito bene, no? Sì, sì. Ha dato tante palle a Raul. Primo Gabriele. set match point annullato. Simone Puntorieri, degli esposti all'indietro per Ciccio Pugliatti, il muro a smorzare la palla, che Ed poi eccolo. finisce così dall'altro 20, lato. 25, Guarda Renato, primi 3 punti della Jolly. guarda come esultano i ragazzi. Con Un non abbraccio poteva andare forte. nel Un abbraccio forte dei ragazzi della Jolly Cinquefrondi, non che poteva andare vincono in modo la migliore, prima Gabriele. partita in La- campionato alla 7ª giornata. Eccoli, guardali. Sono contenti, ritrovano l'entusiasmo che mancava. Dicevo, non poteva iniziare in modo migliore Chirumbolo. Sì, Infatti, guarda, ho visto un Peppe Già Orlando, questo- guarda come abbracciano il mister. Peppe Orlando che ha abbracciato fortissimo, si è fatto prendere in braccio da mister Chirumbolo. E foto di rito da pubblicare sui social. Finisce quindi la partita qui al Pala Valencia 3-0 per la Jolly Cinquefrondi, che non poteva vincere in maniera migliore se non subendo il set vinto dagli avversari e lasciando a secco gli avversari. Gabriele è finito 3-0, eh? Sì, infatti ho detto non subendo il set degli avversari. Ciccio Pugliatti, crampi. Guarda, anche lui stanco. Hanno Gabriele, corso tanto i ragazzi in campo Tu prima quest'oggi. avevi la prossima giornata, io non ce l'ho. La Jolly verrà ospitata dal Catania. Questo me Quindi lo ricordo. andremo nuovamente. Non mi ricordo se Papiro o Costa Dolce. Sì, Costa Dolce Papiro. Quindi a Fiumefreddo. Guarda Renato, tutti concentrati a cerchio. Mister Chirumbolo. Ok, A parlare con i Gabriele, suoi ragazzi. possiamo chiudere, Yes. chiudere qui questa diretta con problemi che abbiamo avuto all'inizio. Ora sappiamo dove mettere il cellulare. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito anche quest'oggi. Arrivederci alla prossima settimana. Ha mandato un saluto Paiano a tutti quanti i suoi amici collegati. Grazie ancora e arrivederci alla Arrivederci prossima. a tutti, arrivederci, rientriamo.